1075 giorni dopo. 1, 2, 3, evviva! Evviva! 1075 giorni dopo ci ritroviamo qui a Pederobba con tutti questi ragazzi, bambini delle elementari, tutti a far festa insieme, perché avevamo voglia di ritrovarci insieme e di festeggiare sotto questa grande tensostruttura. E viva Pederobba e viva i Maroni del Monfenera! È nata benissimo perché quando abbiamo a che fare con delle grandi persone, delle persone speciali, il connubio porta a questi risultati, che è un risultato straordinario. Dopo 2 anni di pandemia, dove non abbiamo potuto realizzare questa bellissima festa in modo completo, quest'anno ci siamo riusciti, per cui grazie a tutti i volontari. Diciamo che abbiamo ripreso il cammino che avevamo intrapreso qualche anno fa, per cui non solo guardando alle persone più grandi, magari con mostre culturali, con un mercatino interessante, però abbiamo cercato di coinvolgere i bambini. I bambini sono la linfa vitale, attraverso loro possiamo mandare avanti la tradizione, cerchiamo di coinvolgere più famiglie possibili. Quest'anno siamo ripartiti alla grande, riproponendo le stesse strutture di qualche anno fa. Abbiamo investito sulla nuova cucina e soprattutto sul cibo. I marroni sono sempre gli stessi e i migliori, i più buoni. E la festa più bella di tutte che cosa poteva proporre? Oltre al classico pasticcio ai marroni del Monfenera, abbiamo aggiunto un primo piatto, una pasta fresca al sugo di speck e castagne, una cosa fantastica. Beh, come sempre i sabati sono dedicati alla musica e al ballo. Questa sera abbiamo Linda Biscaro. Nel corso dei sabati tanta musica e il sabato 29 ottobre il grande concerto di Danilo Cacuen Sacco, l'ex voce dei Nomadi, che ci proporrà il repertorio dei Nomadi ed anche il suo. Le domeniche invece mercatini, fiera dell'artigianato e i pomeriggi dedicati alle famiglie e ai bambini. Ecco le castagne appena sfornate, senti che calore! Le domeniche clown, trucca bimbi, gruppi folcloristici, la rassegna bandistica del 30, è un turbinio, un'escalation di eventi che è pronta qui ad accogliervi. Per favore venite a trovarci, vi accoglieremo anche se stanchi, sempre con il sorriso. È quasi 2 anni che questa, che è una delle tradizioni più importanti del nostro paese, non si teneva. Oggi essere qui quindi è una grande emozione, il grande impegno dei volontari e della Proloco e di tutte le associazioni coinvolte è premiato e quindi la gioia è immensa. Allora, questa manifestazione è una delle più importanti che abbiamo in Veneto come di prodotti di qualità. Mi piace anche ricordare che questa è anche una sagra di qualità, perché è la prima sagra in Veneto che ha avuto questo tipo di riconoscimento, oltre anche a tutti gli interventi che hanno fatto a livello green. Ogni anno si presenta anche con delle novità interessanti. Sono contenta anche di vedere che i produttori sono soddisfatti del raccolto di quest'anno, anche questo può essere di buon auspicio. Sicuramente sono anni un po' difficili, ma ritornare un po' a vivere anche questo tipo di manifestazione è importante. Questo è un prodotto importante per il nostro territorio e grazie a tutte queste persone che collaborano insieme il nostro territorio è più forte e più riconoscibile. I Maroni del Monfenera ormai li conoscono non solo in Italia ma a livello mondiale. Devo dire che quello che è stato fatto in questi anni, perché la festa dei Maroni del Monfenera veramente è una tradizione e anche questo è un modo per portare il nostro Made in Italy, il Made in Italy della nostra Pedemontana, il Made in Italy del nostro Veneto in tutto il mondo.